Il complicato rapporto tra la Lega e il sindaco veneziano Luigi Brugnaro, all'origine della spaccatura interna al Carroccio che vede contrapporsi il vicegovernatore Gianluca Forcolini e l'ex segretario provinciale Sergio Vallotto. Per il primo un'alleanza con Brugnaro nel 2020 sarebbe auspicabile in cambio del supporto del sindaco alla ricandidatura di Luca Zaia alla presidenza del Veneto. La Lega andrà sicuramente da sola, sostiene invece Vallotto, la decisione è già stata presa e abbiamo anche il nome del candidato. Non solo, secondo il deputato veneziano i due consiglieri leghisti a Venezia starebbero aspettando il momento giusto per uscire dalla maggioranza di Brugnaro. Equidistante il consigliere regionale Alberto Semenzato, che ha una sola certezza: a decidere non sarà la segreteria veneziana attualmente commissariata. Io credo che in questo momento sia l'onorevole Vallotto che il vicepresidente Forcolini stiano parlando un po' così a titolo personale, in quanto io ho già visto nel 2015 le decisioni che aveva preso Semenzato come segretario provinciale e questo direttivo provinciale alla fine sono state disattese, perché sappiamo benissimo che Venezia è un comune, uno dei comuni più importanti d'Italia, di conseguenza non spetterà solamente al segretario provinciale futuro, ma sicuramente anche alla segreteria nazionale e alla segreteria federale prendere qualche decisione sulle alleanze. In questi anni Brugnaro si è dimostrato per la Lega un alleato inaffidabile, sostiene Semenzato, che precisa di parlare a titolo personale. Avevamo un patto elettorale scritto nero su bianco che il sindaco ha tradito, opponendosi al referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. In questo momento la Lega ha i voti e Brugnaro ha i soldi per la campagna elettorale. Se la Lega riesce a trovare un candidato che sia un candidato forte da opporre a Brugnaro, io sicuramente sono perché la Lega vada da sola.